Si è svolta presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo, diretta dal professor Alfredo Prado, una giornata dedicata ai 500 anni dalla morte del grande genio Leonardo, trattato sulla pittura, una lectio magistralis a cura dei professori Paolo Giansiracusa e Stefano Puglisi. Oggi è un'iniziativa che ricorda i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, che poi non è proprio da Vinci perché è stato scoperto da qualche anno che è nato a Milano, non a Vinci. E abbiamo un luminare della storia dell'arte, il professore Paolo Giansiracusa e anche il professore Stefano Puglisi, che illustreranno la figura di Leonardo da Vinci e anche delle novità, delle scoperte che sono state fatte recentemente proprio su questo grande artista. Un artista che addirittura qualcuno fu definito un extraterrestre, ma era invece un ragazzo da giovane lavoratore in una bottega d'arte che seppe mettere il proprio ingegno a favore della tecnologia di allora e dell'arte. Ricordiamo uno dei geni universali dell'umanità e lo facciamo all'interno di uno dei luoghi deputati dell'arte. Siamo all'interno dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento e non potremmo fare diversamente all'interno di questo luogo. Sono passati 500 anni ed era giusto che noi ci ricordassimo di questo grande artista, ma anche scienziato, non solo pittore e scultore, ma indagatore, uomo che ha analizzato aspetti dell'anatomia fino al suo tempo sconosciuti, e parliamo anche di un uomo che ha, scoperto molte cose nel campo militare, nell'ambito delle fortificazioni, delle città, fortezza e così via. Ma noi punteremo questa sera l'attenzione però su quelle che sono le opere pittoriche, quindi sul cenacolo, sugli affreschi della Sala delle Assi, e parleremo anche della Vergine delle Rocce o di Cecilia Gallerani, perché l'attenzione intorno ai dipinti di Leonardo non è mai troppa. Leonardo non rappresentava, ma raccontava attraverso un'analisi puntuale di quelle che erano le questioni naturalistiche. Leonardo è ancora tutto da scoprire. A oggi chiaramente, anche pur avendo parecchio materiale, ci ricordiamo di avere ben 23 codici che sono stati studiati quasi da subito dal suo allievo Francesco Melzi, e poi da lì in poi sono state parte integrante del lavoro sugli studi leonardeschi, ma sostanzialmente se andiamo a guardare nel particolare ci rendiamo conto che Leonardo lo stiamo scoprendo con i tempi, andando avanti nei tempi, e ogni epoca scopre una parte diversa di Leonardo, quindi c'è molto di più da dire di Leonardo. Leonardo è molto di più di quello che ancora oggi sentiamo e abbiamo visto. In occasione è stato anche assegnato il titolo accademico honoris causa in scenografia dall'Accademia Belle Arti Michelangelo all'attore Fabrizio Bracconeri, noto per le sue partecipazioni cinematografiche e televisive. Come mai qui ad Agrigento oggi presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo, Fabrizio? Perché questo istituto mi ha riconosciuto una laurea honoris causa e incredibilmente con grande piacere ed emozione vengo a ritirarla. Si parla dei 500 anni di Leonardo. Leonardo è stato tutto, ha inventato tutto. È stato, penso, la più grande persona. Devo dire che in Italia abbiamo avuto grandi persone, ma Leonardo, Archimede, Leonardo, insomma, sono distinti, sono nostri e nessuno ce li può toccare. Come metterei a frutto questa laurea? Oramai a 55 anni credo che difficilmente potrò sfruttare una laurea, però è chiaro che un'onorificenza del genere inaspettata e forse anche immeritata, chi lo sa, e comunque con grande emozione la vengo a ritirare.